Basta con le risse e gli insulti. Ma tu, fa vedere cosa insegnavi a quelli di un tempo. E tu poi questa tua nuova educazione. Vediamo, chi parla per primo? Gli do la parola. Poi da quanto avrà detto lo setterò con parolini e concetti mai visti. Tu, dunque, che gli antichi coronasti con tanti buoni costumi, manda fuori la voce di cui ti compiaci e spiegaci qual è la tua natura. Vi dirò dunque l'antica educazione com'era. Quando io fiorivo dicendo il giusto e la modestia era tenuta di conto. In primo luogo, un ragazzo non doveva sentirsi a bisbigliare nemmeno una parola. Poi dovevano sfilare per le vie in ordine verso la casa del maestro. C'è dei buffoni, Eppure fu proprio con quella roba che il mio insegnamento educò i combattenti di maratona. Perciò un fanciullo scelga il fiducioso me che sono il discorso forte e imparerà a detestare la piazza e star lontano dai bagni e vergognarsi delle cose vergognose. Deve essere l'immagine del pudore. E se un fanciullo dà retta a costui, per Dionisi somiglierà a quei maiali di figli di Ippocrate e tutti lo chiameranno fessacchiotto di mamma sua. E invece, splendido e fiorente, frequenterà le palestre, non cianciando in piazza.
Dio.